Buonasera da Cerreto Guidi, amici di Toscana Sprint. Siamo al 70° Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, una gara che ininterrottamente dal 1945 viene organizzata. Ormai l'organizzazione è appannaggio del gruppo sportivo IMPA ASD Cerreto Guidi e quindi un traguardo di tutto rispetto per questa gara riservata alla categoria Elite ed Under 23 e a dimostrazione del prestigio della gara, nonostante la data ormai comunque classica e consueta infrasettimanale, il numero dei partenti, perché saranno ben 147 gli atleti che prenderanno il via a questo 70° Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Ricordiamo valevole come terzo trofeo Emilio Innocenti, secondo trofeo Sergio Brottini e quinto trofeo Gabriele Meozzi, proprio per ricordare delle persone che purtroppo ci hanno lasciato prematuramente, ma che hanno dato tanto a questo Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Il ritrovo presso il Circolo Arci di Cerreto Guidi, che ha funzionato da punto di incontro per tutti gli atleti, le squadre, gli addetti ai lavori, ma è comunque una sala da ballo con il campo di calcetto e la pizzeria nei fine settimana e non solo, quindi un circolo aperto a tutti. Allora abbiamo detto 147 atleti al via, andiamo almeno a vedere le società che hanno partecipato. La Aran Cucine, quindi formazione marchigiana, che schiera tra i suoi atleti anche il campione marchigiano Jay Hindley, poi la ciclistica Malmantile, il team Cingolani Senigallia, l'acqua e sapone team Mocaiana con il campione umbro Elite Mattia Bucci, la General Store, formazione sicuramente da tenere d'occhio, poi la Big Hunter Seanese, la Figros Cycling Team, la Mastro Marco Dover Sensi, la Gallina Colosio, la Altopac Titano, la Gragnano Sporting Club, la Maltinti Lampadari, la Sestese Etruria Amore e Vita, il team CP85, il team Hersh Eco Project, la Palazzago Fenice, la Pistoiese con il campione Under 23, campione toscano Under 23 Claudio Longhitano, la Pregnana e la Fracor Semetica. Partenza ufficiosa per quanto riguarda il 70° Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Adesso, dopo un breve tratto di trasferimento, ci sposteremo sotto lo striscione di arrivo per la partenza ufficiale. Partenza che avverrà nel senso opposto rispetto a quello in cui avverranno poi tutti i passaggi, compreso l'arrivo finale. Saranno ben 130 i chilometri da percorrere. Appena gli atleti avranno preso il via vi indicheremo il percorso, perché è piuttosto articolato, ma ci saranno ben 7 passaggi dalla zona arrivo, quindi sarà possibile, anche solo restando in zona arrivo, per gli sportivi che via via, bisogna dire per dovere di cronaca, sono sempre aumentati, hanno potuto seguire la manifestazione. Fase di trasferimento proprio attraverso le vie storiche di Cerreto Guidi, anche a dimostrazione del legame del gruppo sportivo IMPA con il comune, con l'amministrazione comunale di Cerreto Guidi, appunto, che non ha fatto mancare il proprio sostegno, come appunto l'IMPA, come la Impianti Tecnologici Metal Inox e l'Orlandi Bagno. Ci stiamo avvicinando adesso al chilometro zero, dove sono presenti il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti insieme al vice sindaco Serena Abuti, che saranno gli starter ufficiali della manifestazione, insieme a Livio Caponi, presidente del gruppo sportivo IMPA, e alla presenza del giudice d'arrivo Mauro Billi, sancita ufficialmente la partenza di questo 70° Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Avvio subito veloce per quanto riguarda la partenza ufficiale, con un atleta che abbiamo visto proprio sfrecciare sulla sinistra del teleschermo. Andiamo però adesso a ricordare il percorso con un primo giro attraverso Lazzaretto, Stabia, Poggio Tempesti, quindi dopo essere passati da Cerreto Guidi, Mercatale, Bassa, Pieve a Ripoli, Fucecchio, la salita verso Poggio Tempesti e il secondo passaggio da Cerreto Guidi, quindi Mercatale, Bassa, Gavena, Corliano, Cerreto Guidi, e poi 2 giri identici attraverso Mercatale, Bassa, Pieve a Ripoli, Fucecchio, Poggio Tempesti, Cerreto Guidi. Quando mancheranno poi 2 giri alla conclusione, ci sarà un giro da percorrere attraverso Mercatale, Bassa, Gavena e Corliano, e al suono della campana sotto lo striscione di arrivo inizierà l'ultimo giro, quello attraverso Mercatale, Bassa, Pieve a Ripoli, Fucecchio, Stabia, Lazzaretto,
e quindi, come detto, l'arrivo sotto lo striscione di arrivo dopo i 130 km previsti dall'organizzazione. Un giro, come avete sentito, piuttosto articolato, ma che mette alla prova su tutti i terreni gli atleti, che appunto sono partiti ben in 147. Se si considera il periodo della stagione denso di gare, veniamo praticamente al giorno successivo al campionato italiano riservato alla categoria Elite, un numero davvero di tutto rispetto. Campionato Elite, lo diciamo per dovere di cronaca, appannaggio della Zalf, così come quello Under 23 dove ha vinto appunto Milani. Qui invece siamo alla prima azione di giornata. Come detto, c'era stato proprio uno scatto ed era proprio l'atleta che è adesso al comando, Raffaello Bonusi, dorsale 38, il primissimo a scattare proprio appena è stata abbassata in modo ufficiale la bandiera a scacchi. Tre atleti poi alle sue spalle, maglie della Palazzago, della Malmantile e del team Hersh Eco Project, ma il gruppo è praticamente sotto. L'atleta che adesso sta passando a fare l'andatura sulla testa della corsa è Flavio Valsecchi, reduce proprio dal campionato italiano Elite 24 ore prima, che adesso a qualche metro di vantaggio, proprio un paio di metri di vantaggio nei confronti degli immediati inseguitori, guidati a questo punto da Raffaello Bonusi, portacolori della General Store Bottoli. Un ringraziamento alla nuova carrozzeria cerretese, alla fattoria Isabella De Medici, all'impresa edile Piero Vezzosi, alla termoidraulica Yuri Cardini, alla ACB Antonio Calugi, alla Nonni SRL e al ristorante Adriano, solo per dire alcuni sponsor vicini alla manifestazione, a questo 70° Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, organizzato dal gruppo sportivo IMPA. Siamo al primo passaggio dalla zona arrivo, ormai nei pressi del passaggio dalla zona arrivo, e c'è un allungo di un atleta del team Hersh Eco Project ed è proprio Lorenzo Zanobini, che di fatto ha anticipato il gruppo, ma il gruppo rimaneva comunque compatto. Ricordiamo, il primo giro era di 16 km e 700 metri, quindi un giro relativamente breve, anche se la velocità è sempre stata velocissima per tutto l'arco della gara. Siamo quasi al 30° chilometro di gara e c'è da registrare il primo attacco di giornata. Protagonisti 14 atleti. Riconosciamo adesso con il dorsale 164 il portacolori dell'Unione Ciclistica Pistoiese Alessandro Brunetti, poi Francesco Cannavò per quanto riguarda la Figros, Matteo Grassi per la Big Hunter passa adesso a fare l'andatura, l'altro atleta della Figros è Lorenzo Luisi. Poi andiamo a ricordare chi sono gli altri atleti che compongono la testa della corsa. Per la ciclistica Malmantile, eccolo qua, dorsale numero 9 Davide Belletti, è presente il campione umbro Elite Mattia Bucci, dorsale 26 dell'Acqua e Sapone, due atleti della General, con il dorsale 36 Umberto Marengo e con il dorsale 42 Andrea Zanardini. Matteo Grassi della Big Hunter lo abbiamo già ricordato. Due gli atleti della Mastro Marco, Daniele Trentin e Michele Corradini. Poi Ramondas Rumsas della Altopac, Yuri Colonna e Andrea Marchi della Palazzago a completare il lotto dei 14 atleti che compongono la testa della corsa. Questo è invece il gruppo con Lorenzo Andolfo della Gragnano a fare l'andatura, gruppo che adesso è segnalato a 45 secondi di ritardo dagli atleti che vi abbiamo ricordato poco fa. Ivo Vezzosi, direttore di gara, insieme a Zampino, questa la coppia per il 70° Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, e qui ci siamo spostati nuovamente sui 14 atleti al comando. Davide Belletti a fare l'andatura, lui che sicuramente sul passo si trova bene, perché ricordiamo lo scorso anno il suo piazzamento nei primi 3 al campionato italiano a cronometro, quindi sicuramente un alleato importante in questa fuga di 14 atleti ben assortita, con adesso Andrea Marchi a chiudere il drappello per il team Palazzago Fenice. Ricordiamo, sono 14 gli atleti al comando e, come si vede da queste immagini, nelle zone dove è più facile riconoscere gli atleti ci sono anche più persone. Complice una giornata non particolarmente calda, comunque ventilata, quindi il pubblico non si è fatto sfuggire questo appuntamento. Adesso Michele Corradini della Mastro Marco Dover Sensi a chiudere il drappello dei 14 atleti al comando. Ricordiamo ancora una volta chi sono velocemente gli atleti al comando: Belletti della Malmantile, Bucci dell'Acqua e Sapone, Marengo e Zanardini della General, Grassi della Big Hunter, Cannavò e Luisi della Figros, Trentin e Corradini della Mastro Marco, Ramondas Rumsas
della Altopac, Zanobini del team Hersh Eco Project, Yuri Colonna e Marchi della Palazzago e Brunetti della Pistoiese. Ovviamente facciamo una distinzione tra Yuri Colonna e Nico, perché è presente anche Nico, che sicuramente vorrà ben figurare, visto che lo scorso anno fu terzo proprio qui a Cerreto Guidi. Questo invece è il gruppo alle spalle, dove a fare l'andatura c'è un atleta della Mastro Marco, nella fattispecie con i dorsali 85, Lorenzo Fortunato, che complice questo tratto di strada favorevole riesce anche ad accumulare un po' di vantaggio con due atleti che prontamente provano a riportarsi su di lui. Il primo è proprio Mirko Maestri della General Store, che ormai è sicuro per il suo futuro con il passaggio alla Bardiani, e poi un altro atleta che prova a rientrare per la Figros è il dorsale 58, ovvero Adriano Sacchetti. Quindi si forma questo terzetto all'inseguimento della testa della corsa. Ricordiamo sono sempre 14 gli atleti al comando, minimo comunque il vantaggio dei 3 atleti nei confronti del gruppo, dove riconosciamo Bernardini e Gabburo sulla testa, Bernardini della Malmantile e Gabburo per la General Store, e di fatto anche loro anticipano il gruppo, ma il ritardo del gruppo sfiora quasi i 2 minuti. Adesso si è formato questo quintetto, si è ricompattato, ma è vicinissimo anche il gruppo. Siamo alla salita di Gavena adesso, quindi siamo al 45esimo chilometro, sono sempre 14 gli atleti al comando, con adesso Daniele Trentin che passa a fare l'andatura, una vittoria per lui all'attivo in questa stagione. Poi fanno buona guardia Bucci, che sta attraversando un buon periodo di forma, l'abbiamo sentito anche pochi giorni fa in occasione del suo piazzamento al Gran Premio delle Signe, che stava attraversando un buon periodo di forma e lo sta dimostrando anche con questa ennesima prova. E anche Daniele Trentin, sicuramente anche lui reduce dal campionato italiano Elite, lungamente in fuga anche nel campionato italiano Elite, quindi tanta fatica per il portacolori della Mastro Marco in questo periodo. Passa davanti a fare l'andatura Mattia Bucci, che ricordiamo essere campione umbro per quanto riguarda la categoria Elite, e poi un atleta della Palazzago a fare buona guardia, che sembra essere Andrea Marchi. Ricordiamo sono due gli atleti della Palazzago. Salita di Gavena che è piuttosto arcigna, infatti riconfermiamo è proprio Andrea Marchi che adesso passa l'andatura. Trentin, Bucci e Marchi hanno un lieve margine di vantaggio nei confronti dei compagni di fuga, con Matteo Grassi che via via riporta sotto tutti gli altri atleti, con alcuni che vediamo cominciano ad accusare un po' di fatica. Vediamo Rumsas, vediamo Belletti e un atleta, anzi una coppia leggermente attardata, che sono Yuri Colonna e Michele Corradini, ma praticamente sono comunque accodati alla testa della corsa, che si va completamente ricompattando proprio in questo tratto di salita. 3 gli immediati inseguitori alle spalle dei 14, segnalati a 1 minuto e 45, e sono Ciucci della Malmantile, poi Modena, Isaia Modena della General Store e Mattia Zennaro della Big Hunter. Questo terzetto è segnalato, come detto, a 1 minuto e 45 secondi di ritardo dai 14 atleti al comando. Questo è Mattia Zennaro adesso che passa a fare l'andatura, con Manuel Ciucci che si porta a sua ruota a chiudere proprio Isaia Modena. Lasciamo andare anche il terzetto per vedere com'è la situazione alle spalle, con la coppia della Fracor, Carlini e Delle Foglie, che guidano questo drappello, ma vediamo che la situazione è estremamente frazionata. Riconosciamo anche maglie della Altopac e della ciclistica Malmantile. Grande forcing di Ettore Carlini con il suo compagno di squadra Michael Delle Foglie a ruota, poi gli atleti della Altopac, della Malmantile e anche della Figros a fare buona guardia. Un drappello piuttosto numeroso, allungato, ma che di fatto anticipa il gruppo. Questi atleti sono segnalati a circa 2 minuti di ritardo dalla testa della corsa, quindi un ritardo che comincia a essere importante per il gruppo che insegue e continua l'azione dei 14 atleti al comando. Adesso Alessandro Brunetti della ciclistica pistoiese a fare l'andatura, passa adesso al comando Umberto Marengo della General Store, e poi la volta ancora una volta di Andrea Marchi del team Palazzago Fenice. Dicevamo 14 atleti al comando, una fuga ben assortita, come ricordavamo poco fa Davide Belletti, sicuramente uno degli atleti che danno un grande impulso, così come Andrea Zanardini che passa adesso a fare l'andatura.
Questo invece è uno dei portacolori della Mastro Marco, Daniele Trentin, ricordiamo che può contare anche sul suo compagno di squadra Corradini, mentre questo è Raimondas Rumsas, dorsale 105 per il portacolori della Altopac. Due anche gli atleti per la Figros, Lorenzo Luisi, quello che vediamo inquadrato adesso, poi c'è da considerare anche Francesco Cannavò. Corradini adesso passa a fare l'andatura, questo ci dà comunque la possibilità di vedere tutti i 14 atleti che compongono la testa della corsa e ci dà la possibilità di vedere come stiano tutti dando il proprio contributo all'impulso in questa fuga. Forse qualche attimo di fatica per Yuri Colonna, ma che grazie al suo compagno riesce adesso a riportarsi prontamente nella fase calda di gara, e questo è il gruppo che insegue e sono sempre 2 minuti il ritardo del gruppo. Fare l'andatura adesso Filippo Tagliani della Gallina Colosio insieme al suo compagno di squadra Maher Tunsi. La Gallina Colosio è una delle formazioni che è rimasta esclusa da questa fuga dei 14, quindi insieme anche alla formazione che vediamo adesso, la Sestese Etruria Amore e Vita, è sicuramente una delle formazioni più interessate a dare impulso all'inseguimento del gruppo. Ma da queste immagini vediamo che il gruppo si fraziona. Adesso ci sono 2 atleti della ciclistica malmantile che probabilmente faranno da stopper, considerando che hanno un atleta sulla testa della corsa. Altra formazione che è rimasta esclusa dalla fuga è proprio la Gragnano, e qui si spiega infatti la spinta di Giuseppe Brovelli, dorsale 109. Si va a formare questo drappello di 7-8 unità, ma il gruppo è comunque vicino. Dicevamo, sono 2 minuti il ritardo del gruppo dagli atleti al comando. Simon Rechita adesso, l'atleta che prova a dare impulso al gruppo, ma come si vede da queste immagini si va a episodi. Alcuni atleti provano a dare spinta, però poi sono pronti altri a richiudere, quindi questo fa sì che non vada a diminuire il vantaggio degli atleti che vediamo inquadrati in questo istante. Sono sempre 14 gli atleti al comando e vale la pena ricordare chi siano: Belletti della Malmantile, Bucci dell'Acqua e Sapone, Marengo e Zanardini della General, Grassi della Big Hunter, Cannavò e Luisi della Figros, Trentin e Corradini della Mastro Marco, Rumsas, Raimondas della Altopac, Zanobini del Team Hersh Eco Project, Yuri Colonna e Marchi della Palazzago Fenice e Brunetti dell'Unione Ciclistica Pistoiese. Eccoli qua, allora gli atleti che compongono la testa della corsa all'ennesimo passaggio dalla zona arrivo, con Bucci e Rumsas a chiudere il drappello. Adesso classica svolta verso destra, che è uno dei punti topici per vedere la gara. Noi continuiamo però a ricordare la IMPA, la Manzi Franco, la Coop di Cerreto Guidi, la Scotti Veicoli Industriali, la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, la Yogurteria La Medicia, Parkinson, poi ancora la Fratelli Maccari, la Scotti, la Fotostudio Boschi, la IMPA e la Streda Costruzioni. A proposito della Streda Costruzioni, va ricordato che questo 70° Gran Premio Comune di Cerreto Guidi è valido anche come Memorial Ingegner Bertini. Questa è la situazione alle spalle della testa della corsa. C'erano alcuni atleti che di fatto avvantaggiavano il gruppo, erano leggermente avvantaggiati nei confronti del gruppo, che erano segnalati a circa 1 minuto e 40 secondi di ritardo, ma il gruppo rimane sempre a 2 minuti di ritardo. Poggio Tempesti adesso per quanto riguarda la testa della corsa, e riconosciamo le maglie della Figros adesso a fare l'andatura. Sono sempre 14 gli atleti al comando, buono l'accordo tra coloro che praticamente stanno determinando la gara. È Luisi, l'atleta della Figros, a fare l'andatura, seguito poi da Zanobini, Grassi, poi la coppia della General composta da Marengo e Zanardini e via via tutti gli altri. Dicevamo ancora di alcuni sponsor come la IMPA, come il Circolo Arci, come Alino Mancini, Gioielli Orologi, come il Sacchettificio Toscano, lo Scatolificio Sabattini, la B&T Termoidraulica, per questo 70° Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, organizzato dal gruppo sportivo IMPA ASD, con il presidente Livio Capone insieme a Primo Palatresi, insieme a Roberto Lelli, a tutti gli altri collaboratori, che sono una sinergia perfetta, ben oliata, che già al termine del 70° Gran Premio della sera cominciano a pensare all'edizione successiva dell'anno seguente. Poggio Tempesti appunto per la testa della corsa, e lasciamo sfilare
tutti gli atleti che compongono il drappello di testa. Sono sempre 14 gli atleti al comando e siamo sempre sulla testa della corsa adesso con Mattia Bucci a fare l'andatura, quindi un Mattia Bucci che, nonostante sia uno degli atleti in inferiorità numerica, visto che alcuni atleti possono contare su un compagno di squadra, non fa mancare il suo apporto sulla testa della corsa. Ancora una volta Andrea Marchi del team Palazzago Fenice per fare l'andatura. Adesso siamo sulla salita di Gavena al 100° chilometro di gara e allunga Marchi, perché dalle retrovie, radioinformazione ricordiamo curata da Adriano Dini e Sandro Manzi, si informano noi ma informano anche gli atleti che il gruppo comincia ad avere una reazione, ed è soprattutto la formazione della Delio Gallina Colosio ma anche della Gragnano, che si stanno impegnando a fondo per ricucire lo strappo, che era arrivato a un massimo anche di 2 minuti e 35 secondi, quindi cominciava a essere di tutto rispetto, di tutto riguardo il vantaggio. E quindi Andrea Marchi, considerando che il gruppo sta decisamente guadagnando nei loro confronti, prova a rompere gli indugi. Il primo a riportarsi su di lui sembra essere ancora una volta il campione elite umbro Mattia Bucci, portacolore dell'Acqua e Sapone team Mocaiana. Adesso diventa l'immediato inseguitore di Andrea Marchi del team Palazzago, che continua ad essere al comando. Lo vediamo proprio ormai Bucci che sta ricongiungendosi con Andrea Marchi. Questi sono gli ex compagni di fuga, che hanno per la verità 7-8 secondi di ritardo da chi si trova sulla testa, dal tandem al comando. Eccoli qua, li vediamo, ormai sono 12 quindi gli immediati inseguitori, anche se alcuni atleti cominciano ad accusare la fatica. Infatti sembrano aver perso contatto alcuni atleti come Cannavò e Luisi della Figros, come Brunetti della Pistoiese, come Zanobini del team Hersh Eco Project, e Daniele Trentina adesso della Mastro Marco a fare l'andatura in quello che è diventato a questo punto il drappello inseguitore dei due atleti al comando. Non si risparmiano gli atleti della Mastro Marco, adesso è Corradini che è passato a fare l'andatura, così come Raimondas Rumsas sta nelle posizioni d'avanguardia per cercare di controllare la situazione, e infatti come vedete si è assottigliato il drappello, perché appunto non fanno più parte del drappello all'inseguimento gli atleti che vi abbiamo ricordato poco fa, come questo Brunetti, che appunto faceva parte della testa della corsa ma ha perso contatto. Così come vedete questo è Luisi della Figros, alle sue spalle c'è il suo compagno di squadra Cannavò, che praticamente stanno per essere ripresi dall'avanguardia gruppo, come sta succedendo proprio in questo istante a Zanobini della Team Hersh Eco Project. Dicevamo il gruppo che aveva cominciato a guadagnare nei confronti della testa della corsa. Infatti l'avanguardia gruppo, quella che praticamente stiamo per vedere inquadrata quando avverrà poi il ricongiungimento a breve, ormai lo diciamo, con i due atleti della Figros, l'avanguardia gruppo, dicevamo, quella che vediamo inquadrata adesso, è segnalata a 43 secondi di ritardo dalla testa della corsa. Adesso anche la Mastro Marco cerca di organizzare qualcosa, e Lorenzo Friscia con il dorsale 76 che si pone in prima persona all'inseguimento, e come vedete il gruppo era in una lunga fila indiana proprio perché l'andatura andava a salire. 103° chilometro di gara, ormai siamo in vista del passaggio dalla zona arrivo, quando suonerà la campana che preannuncerà l'inizio dell'ultimo giro, e sono sempre al comando Mattia Bucci e Andrea Marchi. Questo è l'esatto ordine con il quale stanno transitando di fronte alla nostra telecamera, e passeranno anche sotto allo striscione di arrivo e suonerà per loro la campana che preannuncerà l'inizio dell'ultimo giro, con Primo Palatresi proprio come colui che suona la campana. Questo è il passaggio degli immediati inseguitori, che sono a 20 secondi il ritardo per questi atleti, con Daniele Trentin a chiudere questo drappello nei confronti dei due ex compagni di fuga. Conosciamo anche Belletti davanti, poi c'è anche ancora Yuri Colonna, così come la coppia della General Marengo e Zanardini, poi è presente ancora Grassi della Big Hunter e Rumsas dell'Altopac, mentre abbiamo già detto che la coppia della Figros, Cannavò Luisi, insieme a Zanobini della Hersh e Brunetti della Pistoiese, via via sono stati rintuzzati e ripresi dal gruppo, che davvero grazie all'azione della Gallina Colosio ha
praticamente disintegrato il vantaggio degli atleti sulla testa, che ricordavamo era arrivato appunto a superiore ai 2 minuti e 35 secondi. Questo è il passaggio dalla zona arrivo degli immediati inseguitori, con due atleti che di fatto anticipano il gruppo, Gabburo e un altro atleta della Malmantile che non siamo riusciti a riconoscere, ma praticamente era minimo il loro vantaggio nei confronti del gruppo, che è segnalato a 30 secondi, poco meno, il ritardo del gruppo, che però, come si vede da queste immagini, è ancora bello numeroso. Ricordiamo 147 gli atleti che hanno preso il via, e questi, quando manca un giro alla fine, quindi circa 25 km, sono ancora gli atleti rimasti in gara. Fasi calde di questo 70° Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, gara organizzata dal gruppo sportivo IMPA, e quindi preme fare un ringraziamento proprio alla IMPA, alla banca di credito di Cambiano, alla Metalinox Impianti Tecnologici, alla Packerson, all'Ambiente in Vita Recupero Materiali, alla Broma, alla Pimex, al Colorificio 84, alle Onoranze Funebri Cerretesi e alla Liber, come così alla Orlandi Bagno. Intanto sulla testa della corsa sono tornati nuovamente 10 gli atleti al comando, perché gli 8 immediati inseguitori hanno ripreso Marchi e Bucci, mentre nel momento in cui si è ricompattata la testa della corsa ci prova Yuri Colonna, dorsale 155 per l'atleta al primo anno, che già è riuscito a cogliere un'affermazione in questo suo primo anno da Under 23. Ricordavamo suo fratello lo scorso anno terzo proprio qui a Cerreto Guidi, quindi la famiglia Colonna sempre sugli scudi al 70° al Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Quello di quest'anno è il pregevole traguardo della 70° edizione. Eccoli qua i 10 atleti al comando, con un altro atleta della Palazzagua a chiudere, e come vi dicevamo è la Gallina Colosio proprio interamente schierata a fare l'inseguimento. Alessandro Riccardi adesso che si sta incaricando di dare la sua spinta, poi è la volta di Jacopo Billi, il suo compagno di squadra. Il gruppo adesso, questi atleti che vediamo inquadrato, è segnalato a soli 20 secondi di ritardo da chi sono gli atleti al comando, dai 10 atleti al comando, che praticamente, lo possiamo dire, sono stati fuori praticamente gran parte della gara. Come si vede da queste immagini però, l'intero blocco Gallina Colosio Eurofeed completamente schierato all'inseguimento dei 10 atleti che sono rimasti sulla testa dei 14 che erano rimasti. Un ringraziamento alla nuova carrozzeria cerretese, alla termoidraulica Cardini, all'impresa edile Perovezzosi, così come al Circolo Arci, alla IMPA, al ristorante Adriano, alla Orlandi Bagno, alla Veicoli Industriali Scotti, agli impianti tecnologici Metal Inox. 5 km alla conclusione, e pochi chilometri prima, un paio per dovere di cronaca, si è ricompattata la situazione, quindi ha avuto successo l'inseguimento da parte della Gallina Colosio, che ha fatto sì che sia andata a recuperare tutti coloro che si trovavano sulla testa della corsa. Adesso è la Mastromarco che si impegna a fare l'andatura sulla testa della corsa, Alex Turrin adesso a fare l'andatura, ma è sempre presente anche Daniele Trentin, che nonostante sia stato in fuga praticamente per tutta la gara è ancora lì davanti a dare il suo contributo per la riuscita della sua squadra. Un atleta della Alto Pack che allunga, ed è proprio Simon Rechita, l'atleta della Alto Pack, che prova ad allungare nel tratto di salita che poi porterà all'arrivo a Cerreto Guidi. Minimo, come vedete dalle immagini, il vantaggio di Rechita quando mancano meno di 3 km alla conclusione. Sicuramente Rechita è un atleta che ha nelle sue corde la possibilità di fare la differenza in un allungo del genere, però vediamo la Mastromarco interamente schierata e sembra quasi voler tener lì l'atleta della Alto Pack, Simon Rechita, che adesso sente il fiato sul collo degli immediati inseguitori, controlla alla sua sinistra la situazione, però insiste nell'attacco quando mancano ormai praticamente 2 chilometri alla conclusione. Eccola qua, è praticamente 5-6 secondi il vantaggio di Rechita nei confronti del gruppo tirato dagli atleti della Mastromarco, e anche riconosciamo qualche atleta della Mastromarco. Quindi insiste, si vede proprio dalle immagini che Rechita dà tutto quello che può, non si può dire che non ci ha provato, e poi desiste quando si rende conto che ormai ogni sforzo è vano. Quindi nuovamente gruppo compatto quando mancano circa 2 km alla conclusione. Mirko Trosino adesso a fare l'andatura con l'ex campione toscano del 23 Stefano Verona a sua ruota, e Nico Colonna, proprio Nico Colonna della Palazzago Fenice a ruota di Verona, a dimostrazione che Nico Colonna conosce questa gara, sa come fare ad arrivare
arrivare sul podio e chissà che non riesca almeno in questa edizione a salire qualche gradino in più. Ultimo chilometro, triangolo rosso dell'ultimo chilometro ed è sempre la situazione di gruppo compatto. Adesso è una maglia della Fracor che prova a allungare o comunque ad alzare l'andatura, peraltro di per sé già alta, perché ci informavano proprio Radio Informazione che era altissima l'andatura proprio negli ultimi chilometri, sfiorava quasi i 60 km orari. Si riconoscono anche le maglie della Maltinti. Ormai sembra scontato l'esito a ranghi compatti, si cerca solo di organizzare i treni migliori per portare il proprio atleta più veloce, che almeno è rimasto proprio per il finale di questo 70° Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, nella posizione migliore. Si fanno avanti anche gli atleti della ciclistica malmantile con Montagnoli e Bernardinetti, con un atleta della General che si sposta proprio sulla destra della sede stradale, la sinistra per chi guarda i teleschermi. Qui sembra un po' diminuire l'andatura perché il gruppo va ad occupare interamente la sede stradale. Leggera svolta verso sinistra, siamo ormai veramente alle fasi conclusive, adesso ci sarà un'altra svolta verso destra e sarà quello che immetterà nel rettilineo finale anche le maglie del team Palazzago Fenice. Queste immagini ci permettono di vedere tutti i lavori delle varie formazioni, praticamente lanciata la volata con Bernardinetti della ciclistica malmantile, ma alla sua ruota c'era anche Davide Gabburo ed è un testa a testa tra Bernardinetti e Gabburo ed è Gabburo della General Store che riesce a tagliare il traguardo a braccia alzate davanti appunto a Marco Bernardinetti della ciclistica malmantile. Terzo David Tintori della Gragnano, quarto Mirko Maestri della General Store, quinto Nico Colonna del team Palazzago Fenice, sesto Filippo Tagliani della Gallina Colosio, settimo Mattia Bucci dell'Acqua e Sapone, ottavo Domenico Di Maio della Sestese Etruria Amore e Vita, nono Alessandro Riccari della Gallina Colosio e decimo Manuel Ciucci della Maltinti Lampadari. A dovere di cronaca dobbiamo dire che la media finale dopo i 130 km è stata di 44,68, quindi quando vi dicevamo poco fa che la gara è stata condotta tutta ad andatura sostenuta non ci sbagliavamo. Quindi adesso c'è da festeggiare la vittoria di Davide Gabburo, prima affermazione stagionale per il corridore veronese che ha colto veramente una miriade di piazzamenti in questa stagione, compresa anche la convocazione in nazionale, proprio con la nazionale maggiore. Ci voleva questa vittoria per Davide Gabburo, che comunque è una conoscenza del ciclismo toscano, avendo lui militato in Toscana, poi lo sentiremo anche dalle interviste. Queste immagini ci permettono di apprezzare lo spunto vincente di Davide Gabburo. A noi non resta che salutarvi e sentire i protagonisti di questa gara organizzata dal gruppo sportivo IMPA. Verrebbe da dire finalmente Davide Gabburo, dopo tantissimi piazzamenti, la meritata vittoria. Sì, questa vittoria la cercavo da molto tempo, non volevo venire dopo tanta sfortuna che ieri a Somma Campagna sono caduto all'ultima curva. Devo dire grazie a tutta la squadra che oggi ha dato il meglio per farmi arrivare qui davanti in questo traguardo e non ci credo ancora, insomma, anche se è una vittoria regionale, ma per me ha un'importanza immensa, insomma. Anche perché per te la Toscana è un po' di casa. Sì, ho fatto i primi 2 anni da Under 23 qui in Toscana, questi percorsi li conosco bene e insomma è arrivata questa vittoria. Ancora grazie a tutta la squadra, insomma. Marco Bernardinetti, un lungo testa a testa con Gabburo, ti sei dovuto accontentare della seconda posizione. Sì, sono dovuto partire lungo, il mio compagno Montagnoli mi ha lasciato a forse 250 metri e Gabburo è stato veloce a saltarmi e va bene così. Gradino più basso del podio per David Tintori, un po' di rammarico perché la condizione c'è. Sì, la condizione c'è, tanto che vado forte. E niente, oggi è arrivato un terzo posto, sono contento perché la squadra mi supporta sempre. Bene dai, vedremo le prossime corse se andrà meglio. Simone Rossetti, sindaco di Cerreto Guidi, dopo il battesimo dello scorso anno, quest'anno 70ª edizione, una piacevole riconferma. È una piacevole riconferma, ma soprattutto se si va indietro nel tempo si pensa che sono 70 anni. Ecco, allora ci sentiamo veramente l'onore di una tradizione così grande, no? E così lunga, che
come ci raccontano gli organizzatori, si è mantenuta nel tempo con grande sacrificio ovviamente di chi l'ha portata avanti fino ad ora, con un bell'impegno anche per la nostra amministrazione comunale, ma il 70° mi dire, era un traguardo importantissimo da raggiungere. La cosa bella è che questo sport, che coinvolge quotidianamente tante associazioni anche locali, si ritrova, come dire, in questa occasione a voler far festa all'interno di un circuito, tanto per usare un termine sportivo, importante per noi, perché da ieri si sono aperti i festeggiamenti in onore di Santa Liberata e questa corsa oggi, con tutti i bellissimi obiettivi che si pone da tanti anni, si inserisce in un momento particolare. Da stasera, poi domani fino a domenica, tutte le serate a Cerreto sono piene di iniziative e anche questa corsa è veramente una bella occasione per far stare insieme tutte queste persone. Serena Butti, vice sindaco nonché assessore allo sport del comune di Cerreto Guidi. Abbiamo già parlato con il sindaco, il traguardo della 70° edizione è un traguardo che quest'oggi è stato festeggiato nel modo migliore possibile. Siamo davvero soddisfatti per la riuscita dell'organizzazione, per l'evento, per questa giornata davvero di sport e di festa. E oltre di sport e di festa è anche una giornata che ricorda ovviamente le 3 persone molto importanti per il nostro territorio, per il nostro comune, che amavano in particolar modo il ciclismo e che hanno sempre seguito questa corsa. È il 3° trofeo Innocente Emilio, il 5° trofeo Gabriele Meozzi e il 2° trofeo Brotini Sergio. E per noi è davvero un'emozione maggiore e un onore davvero ricordare queste 3 persone così importanti per il nostro comune di Cerreto Guidi. Mi complimento davvero con tutti gli organizzatori e vi aspettiamo per il prossimo anno numerosi come quest'anno. Primo Palatresi si è visto la gara e poi è subito scappato nel suo negozio, però questo 70° Gran Premio Comune di Cerreto Guidi è stato uno spettacolo. Per me sì, perché effettivamente quando si vede arrivare una corsa a questa maniera con tutti i corridori, quasi tutti partenti, per me è una bella riuscita, perché io tanto sono già alle corse e quando arriva 3, 7, 10 corridori a una corsa, per me non è una corsa, basta. Io voglio che sia in tutte le maniere una gara a questa maniera di vedere parecchi partecipanti arrivare ai traguardi, perché per me è una soddisfazione, tutti i miei sacrifici che ho fatto e che si è fatto, compreso me e compreso gli altri, quindi di vedere questo gruppo tutto insieme, una volata così come si è visto oggi, per me è una soddisfazione immensa. Il vostro è un gruppo ben amalgamato che riuscite con tanti sacrifici e tanti sforzi a portare una gara di questa caratura a Cerreto Guidi. Ci vuole tanto sacrificio, io è un anno ci lavoro per intero, perché io lavoro qui da bottega, perché effettivamente tutta la gente a me che mi capita qui io interpello e poi eseguo e quindi praticamente io il mio lavoro è compreso tutto da un anno a un altro, compreso da domani posso riprincipiare a riformare la corsa per l'anno prossimo. Ringrazio tutti l'autorità, ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio tutti e tutti i miei amici che ci danno una mano, tutti questi ragazzi che fanno uno sforzo immenso per organizzare questa corsa, fino a ieri sera, fino a mezzanotte a fare questa mostra, a mettere tutto a puntino come ci vuole per mettere per una corsa, e quindi è un sacrificio enorme per me e tutti gli altri, compreso il Presidente e tutti compresi quelli che sono nel gruppo. Lo diamo l'appuntamento l'anno prossimo? Senz'altro, penso di sì, perché effettivamente io sono appassionato e poi anche con l'IMPA sto molto bene, quindi cerco di ringraziare anche loro, perché senza di loro non si potrebbe fare la corsa, e quindi per me l'IMPA è tutto. E quando esigo da voi rammentare l'IMPA, perché effettivamente è uno sponsor maggiore che mi dà la soddisfazione, esigo anche da voi quindi di riportare queste parole, perché per me senza l'IMPA io non potrei fare la corsa. Livio Caponi, presidente della società organizzatrice, quindi del gruppo sportivo IMPA, all'esordio con questa carica, un'emozione particolare fin dalla partenza, poi però una gara combattutissima e miglior modo per festeggiare la 70° edizione. Io penso sia venuta fuori una bella corsa. Non è successo niente, almeno a quello che so io. Hanno finito un lotto di corritori abbastanza numeroso e siamo contentissimi. Poi vorrei ringraziare un po' tutti, perché io il primo anno che sono entrato con questa società vorrei ringraziare tutti gli addetti,
Vorrei ringraziare delle persone che non ci sono più, che hanno portato per 70 anni avanti questo Gran Premio. Proprio in particolare ci sono tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano a fare questa gara, perché non è facile oggi. E ringraziare delle persone, uno sponsor in particolare, la IMPA, la società IMPA Sottoli, che ci ha dato una grossa mano. Senza di questo non si potrebbe fare questa corsa. Poi ci sono delle persone da ringraziare, bisogna che le ringrazi. Uno è Vezzosi Ivo, che è l'organizzazione, che senza queste persone non si potrebbe fare la corsa. E uno è Primo Palatresi, che è una persona insostituibile per organizzare e fare questa corsa. Poi niente, vorrei ringraziare tutti il comune che ci dà una mano, e tutti i vigili, tutti i carabinieri, voglio dire, che hanno contribuito alla riuscita di questa gara. When everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day.